la prima controllo della Corte d'Appello, ma poi è stato bloccato su TAR, è stato bloccato, ma siamo pronti a fare ricorso alla Corte dell'Aia. Poi nel vendita fuori che già Maddalena è stata sgombrata e quindi non abbiamo procedito, però abbiamo già l'avvocato pronto a impugnare, l'abbiamo impugnato su TAR, l'abbiamo impugnato e su TAR abbiamo perduto sul processo, abbiamo perduto insomma non l'hanno annullato su stesso referendum, ma siamo pronti a fare alla Corte dell'Aia. Secondo referendum, in che pure abbiamo chiamato il popolo sardo a si pronunziare sul referendum contro la scoria industriale, che non fitti solo un referendum contro la scoria del San Portoverme SRL, ma fitti un referendum può attaccare il modello socio-economico che è stato imposto a Sardegna e che oggi ha battuto sul disastro ambientale e a sa miseria che non la sappiamo. Cioè, pensate che la disoccupazione ha causato, che sta sempre a lavorare in Ottana, che sta sempre a lavorare in Porto Torres, non hanno battuto veramente e progettato la miseria. Altro referendum quindi che è stato in porto, che è stato votato, non è arrivato a su quorum che è stato abbinato a questa fecondazione assistita, ma comunque sia da noi su dovere nostro lavoro fare. E non ultimo sul referendum contro il nucleare, e non venuta è stato lasciato al caso. Tutto è stato progettato nei minimi particolari e l'obiettivo è stato eseguito e la vittoria è stata metà più alta di cosa che nos aspettavamo. Poi è importante questo referendum, che è un'occasione che aspettavamo, in questa occasione proclamare in questo popolo non solo a si pronunziare sopra di una questione di carattere ambientale, ma principalmente così pronunziare sopra la sovrania, sopra di questa terra, proclamare la gente, la diventare nazione, per questo è successo sotto il referendum, che sono vestito verso al domolo, sono andato a piccare un'iscreda a coronare, noi siamo spilo, limba, perdiche, mano, spede di una nazione, e questa nazione si ha posto pilo, mano, spede, sconca e coro, ed è stata a votare per andare in questa terra come andiamo noi, sì. Questa è la terra nostra, e in questa terra basta una nazione che si chiama nazione sarda e che è la sovrania ed è stata ad esprimere. Cioè abbiamo dato un'occasione di esprimere una entità che ha funzionato. È meravigliosa, è stata la partecipazione di tanta altra gente. Sul comitato sino nucleo che è stato inventato come un modello di nazione in un chiunque caresia persone incanto persone poteva lavorare, poteva battere su chi resisteva a battere isse, però mandare da innanzi un progetto meraviglioso, posso anche scamminare e la anche raccontare, ma non solo l'abbiamo fatta contare, ma abbiamo dato esempio pure a altre. Abbiamo dato che poi grazie a suo fatto che Sardegna sul referendum ha fatto questo successo, è salvato fino all'istituto ed è stato da innanzi fino al suo secondo referendum sul paese nucleare del Passaba e hanno promosso sos italiano. Bene, questo è su fa che il nostro è Sardegna nazione. Certo, noi abbiamo fatto solo questo e io non mi voglio trattenere tanto, ma qualche cosa la voglio aumentare e altre cose abbiamo stoccato in questo periodo. La lotta a bagaglino contro, molta di voi sì, non rischini, ma sa bagaglino contro le punta sul torrione è fallita, è sequestrata grazie a una denuncia della Sardegna nazione. Che siamo entrati a Inie e stito del pescatore e poi anche un'inchiesta. Oggi è stato sequestrato che hanno fatto una speculazione edilizia incredibile. Non sarà più minacciato, ma chi se ne frega su chi ha un anche di metta così importante di su chi dessa minezza in sopra. La denuncia a tutti gli abusi di Punta Lara, compreso Berlusconi, Marina Presinara, cosa adesso
adesso il fazzoletto, di palle di nada. E tutto questo che sono accollito da spassato dal mare è stata una denuncia depositata sul Tribunale del Tempio in mano a suo magistrato. L'invasione sul poligono del tiro del Teulada, in un besemo dobbiamo andare a boiare a suo processo per trasporto e detenzione di armi da guerra, però intanto abbiamo violato, abbiamo tirato la spinasa da mamma terra, abbiamo tirato denunziato per danni alla salute e sono in tutto tanta sa procura su una denuncia presentata contro lo che sono avvelenando sul territorio nostro. Abbiamo fatto a sfregio una domanda essa piazzetta del Portocervo, quindi una licenza rilasciata da Elena di Gallura. La licenza edilizia numero 1 rilasciata da Elena di Gallura non è stata autorizzata a fraicare una domanda in piazza centrale del Portocervo. Sono alcune azioni che sono banali ma servono per proporre qualche cosa. Abbiamo organizzato la prima consiglio in Sardegna e sul palazzo della regione in un battapito un afflusso di persone abbastanza manna. Abbiamo partecipato a questa commissione per modificare la Costituzione europea. Abbiamo mandato presidio in Euskadi che hanno intancano la sede di Euskadi e lo abbiamo mandato che si bagliato uno de horas un straniero non poteva entrare la polizia per sequestrare il circolo de Batasuna. Abbiamo fatto una guerra per rischiare lo schizorinocche sul rifiuto coloniale, sul portocanale. Abbiamo usato indagini su adesso sporchendo staroccatos che venivano da ora già. Prima che sarebbe sito sul giornale ultimamente, questa è una guerra che abbiamo già fatto, l'abbiamo spizzichito su camion da Canada e sbarcato in Olbia fino a su Masello e abbiamo avviato un'inchiesta poi in tutto il Masello poi che non vanno a finire e schimos pure non vanno a finire ma non è su caso come in occhio di Vachere. Siamo stati l'artefice di questa guerra contro il termovalorizzatore di Ottana, una guerra pure cusainta, questo mostro non è nascito, posso fatto che qualcuno va guerrato bene, in mezzo a questo comitato va guerrato viviamo pure noi. Siamo andati a manifestare in Bruxelles per la cancellatura della Sardegna dal Parlamento europeo. Siamo entrati da Palazzo Spinella, abbiamo manifestato che questo popolo deve esistere in Europa e sul mondo. Abbiamo fatto diverse vie di savardiania contro varie cose, impare chiaramente non solo impare pura atro, ma comunque Sardegna Nazione è sempre partecipa. Non siamo mancati a nessuna protesta dei pastore, delle partite IVAS e nemmeno siamo mancati da manifestare contro chi queria criminalizzare l'indipendentismo. Cioè siamo stati subito pronti a passare in campo, che abbiamo compreso che questa operazione, che è un'operazione di criminalizzazione di un movimento che invece si muoveva alla luce del sole come intesinarata e noi da subito abbiamo compreso la sincerità di queste persone che venivano in qualche maniera criminalizzate e abbiamo subito piccato schieramento e non siamo muoviti però a che modo che questa cosa si è sgonfiata come poi è successo. Siamo stati artefici e promotori del comitato contro il G8 in un stiamo progettando una grande manifestazione di hacker contro Nera de Cugnana, un contro congresso quasi uno contro il G8 delle nazioni che in stato abbiamo già l'adesione di diverse nazioni e di diverse attività produttive sarde che vogliono partecipare e alimentare una cosa metamanna che vi ponendo in gioco che poi abbiamo sospeso caso il G8 è stato spostato. Bene, tutto questo è su le cose che
mi ha commentato, mi ha scritto e chiamo il fatto, ma pinnata pure la sta abbiamo manicato un vocabolario per manifestare contro il fatto che veniva proibita la lingua sarda e tante altre cose. Io penso che non siamo noi che può non sponnere vanti o può non sponnere o può non aspettare applausos o gratificazioni. Siamo noi che solo può narrare che noi fuimos independentistas, somos independentistas e restamos independentistas. Poi questa parte relativa a se stessi deve essere più profonda. Chiaramente io come so che solo sul dovere del coordinatore uscente della Sardegna Nazione. Poi questa presentazione se stessa dobbiamo abbassare questa progettazione nuova, più in profondità, su di cosa che sono sul momento di progettazione della prossima organizzazione Sardegna Nazione. Quindi io non mi intrattengo di più, ringrazio a tutti, in particolare al suo delegato, sommetta delle sue scale e dei suoi ospiti, rappresentanti del movimento indipendentista che si sono accruziati all'indipendentismo. È veramente orgoglioso di aver lavorato in mezzo di queste cose che ha ponato Chinissoso ed essere in un momento in un batta amistade metta ed è questa amistade che peste tra noi che possiamo decidere frutto buono per noi e per il popolo nostro. Perdonatemi a proposito dei legati, ovviamente io non ho citato Pizzaz che è presente anche oggi con noi, con San Filippo Francesco e Renato Orru, buongiorno a voi, e dovrebbe arrivare anche il segretario del Partito Sardo di Azione Giovanni Colli. Perdonatemi, ovviamente ho dimenticato. Ora visto, io devo prendere un sonno di scusa. In Sardegna, il giorno di sardismo, in America, quasi tutto. E battitos che sono a Curzo e battitos che sono in Netta. Tra che siamo a Curzo, il giorno del sardismo, e a toccare non sponnere a bailare. Questa è un'occasione importante che abbatta in scadenza a dove dobbiamo andare a bailare, se è possibile, la Costituente, se è possibile a bailare il giorno del sardismo una lingua unica, non per tutto. O tutti non ci poniamo d'accordo mai, ma anche in famiglia. Ma qualche cosa la possiamo spondere sparisi. Io ho pulito i artisti che mi stava data questo manzano. Itte che renare indipendenza oi. Questa tesi principale di mandare fatto un passaggio che mi convince. L'indipendenza e la sovrania di Sardegna ove che è ricercata in un rapporto diretto con l'Europa